Sta andando? Mi pare che si sia fermato. Patato. Amore. Sono lucida. Sei perfetta. È l'uccellino. Qui sta andando. Sì, sì. Ciao. Amore, dovresti salutare. Ciao. Ciao a tutti. Ci sono tantissime cose da dire, sono tantissimi mesi che manco da YouTube e ovviamente ci sono tantissimi motivi per cui sono mancata da YouTube. All'inizio è stato un po' un motivo, diciamo, di salute, ma in minima parte, nel senso che si sa o non si sa che io abbia avuto o meno il coronavirus, non si sa, però intanto sono stata malissimo, tipo 40 giorni di febbre, poi c'ho avuto un po' di sciatica, poi c'ho avuto più, non mi ricordo nemmeno, comunque insomma mal di stomaco, vabbè, gastrite, insomma me la sono passata un po' male nei primi 2 mesi, quindi sono stata piuttosto ferma a letto cercando di stare meglio, però al di là di quello adesso sto benissimo, per carità. Al di là di quello, noi a dicembre scorso, quindi sono già 6 mesi, 7 mesi. sono passati quasi 7 mesi. Noi quasi 7 mesi fa abbiamo comprato casa. Bravo amore, partecipa, ti sono bella, amore! Quello che può sembrare, diciamo, una notizia positiva, ma in realtà lo è, perché siamo felicissimi. Ci è però costato tantissimo, quante volte dirò tantissimo in questo video, lavoro, per cui siamo mancati, diciamo, dai social, ma soprattutto io, ovviamente, per occuparci di questa benedetta casa. Abbiamo acquistato questa casa fuori Milano, in provincia. La cosa positiva per noi era che arrivasse la metro, infatti abbiamo la metro sotto casa, praticamente 1 minuto nemmeno dal portone, e quindi questa cosa è positiva, perché poi io adoro Milano, quindi allontanarmi da Milano per me è stato un trauma, però le case a Milano veramente, ragazzi, costano troppo, ma veramente troppo. Noi abbiamo iniziato a cercare casa tra l'altro a Milano, non dico quando siamo venuti a trasferirci proprio qua in Lombardia, ma un paio di annetti dopo abbiamo iniziato a cercare casa e abbiamo trovato qualcosa di valido, però all'epoca, quando abbiamo iniziato, avevamo ancora meno soldi, diciamo meno disponibilità, meno risorse di qualche anno dopo. Il problema è che nel frattempo i prezzi delle case aumentavano, quindi ci siamo trovati in difficoltà assurde e abbiamo dovuto rinunciare, almeno per adesso, a stare a Milano. Siamo comunque in provincia, siamo in realtà a 20 minuti di metro dalla città, non è una roba assurda, si può fare, e quindi questa cosa mi fa sentire un po' più vicina comunque a Milano, però spero vivamente un giorno di tornare in città. Fatta questa piccola parentesi, parliamo di questa casa. Abbiamo cercato una ditta per ristrutturarla a lungo, anche lì ci sono voluti penso 2 mesi e mezzo, forse 3. Praticamente da marzo, aprile, maggio. Perché 2 mesi e mezzo, sì. Abbiamo iniziato a marzo a cercarla. Dipende, perché poi l'ingegnere era 6 marzo quando abbiamo comprato casa. Quindi vabbè, avete capito che ci sono voluti mesi soltanto per scegliere il tecnico che poteva seguirci, quindi l'ingegnere, architetto o geometra, quello che in genere serve quando si acquista una casa, e poi per approvare la ditta, perché ne abbiamo viste il progetto, esatto, per approvare prima tutto il progetto insieme all'ingegnere e poi cercare la ditta giusta per insomma rendere realtà questo nostro progetto. E non è stata una cosa facilissima, perché noi siamo molto precisi, molto puntigliosi, però a dir la verità adesso, a ristrutturazione quasi finita, si può dire che, non dico che una ditta vale l'altra,
Però secondo me non c'è un'abissale differenza tra le varie scelte. Poi se volete approfondiamo l'argomento in un altro video. Questo video è un po' incentrato su perché sono sparita e di che cosa stiamo parlando. Quindi vogliamo portarvi nel nostro mondo, in tutto quello che abbiamo passato in questi mesi. Tra l'altro, piccola precisazione, in realtà quando poi si sceglie l'ingegnere e si approva la ditta, si inizia la ristrutturazione, in teoria bisognerebbe avere un architetto o un interior designer. Purtroppo noi non avevamo tutta questa ciccia per assumere altri professionisti, per cui diciamo che il ruolo dell'interior designer è stato automaticamente assunto da me, affibbiato a me, nel senso che ho detto ok, non conosco questo mondo, ma ci entrerò dentro fino al collo perché devo capire come portare avanti questo progetto, che stile dare alla mia casa. È importante che sia, appunto, volevo dare uno stile che rispecchiasse le nostre personalità, forse più la mia, perché tu non entri molto il merito dello stile, diciamo così, per cui ho letteralmente, ragazzi, studiato, quindi sono sparita questi mesi. Sapete quando gli studenti hanno gli esami universitari da affrontare e quindi spariscono da tutto il resto del mondo? Ecco, più o meno così. Mi sono fatta tutta la mia bella ricerca infinita, non vi dico i magazine di interior design, i siti YouTube, Architectural Digest è quello che ho visto di più, anche nel lato pro, nel lato... Potete capire quanti account Instagram mi sono girata per capire innanzitutto che stile volevo dare alla mia casa, anche se più o meno avevo un'idea, e per capire soprattutto come portare avanti questo mio progetto di stile e proporlo all'ingegnere di modo che potessimo capirci, perché poi io non è che non conoscevo, perlomeno adesso un po' di più, tanto. Ecco, non conoscevo i termini che si usano nell'ambiente, no? Quindi è stato parecchio complicato. Io non vi dico bugie quando vi dico che non ho assolutamente trovato il tempo né per filmare e talvolta né per mangiare o dormire appropriatamente. Piccola parentesi, oggi sto filmando che è il mio compleanno, questo video spero che lo vediate domani. Comunque, a prescindere da questo, ieri 29 giugno ci siamo presi un day off dopo mesi e mesi, ragazzi. Io senza vergogna ho dormito 18 lunghissime ore, 1 non me ne pento, 2 lo rifarei subito. Comunque, al di là di questo, la casa sta venendo bene, siamo contenti, si può dire che siamo contenti. Ci sono ancora tantissime spese da affrontare, soprattutto spese impreviste che onestamente, cioè io mi posso aspettare fino a un certo punto, ma siamo rimasti, vi dico, devastati dalle spese impreviste che sono arrivate, per cui abbiamo dovuto limitare anche tipo le nostre uscite, qualsiasi cosa, magari non giriamo, non facciamo shopping da un po' di mesi ormai. Non ho vergogna nel dire questo perché la casa era un desiderio fortissimo che avevamo da moltissimi anni. C'è chi desidera una cosa e chi ne desidera un'altra, lo so che può sembrare una cosa materiale, però per me casa è un qualcosa dove si condivide la vita. Per quanto mi riguarda, io sono molto un tipo da casa, non esco spesso, non sono mai il tipo che sono mai uscita spesso, noi siamo sempre stati in casa, l'abbiamo vissuta tantissimo e purtroppo, purtroppo l'abbiamo vissuta male, non tantissimo male, diciamo così, la casa che abbiamo avuto, in cui siamo stati finora in affitto, perché non ci si andava d'accordo con la proprietaria che ha trascurato diversi aspetti della casa. A me queste cose fanno soffrire perché appunto per me la casa è un nido dove posso essere me stessa e dove passo il 90% del mio tempo sostanzialmente, a parte quando lavoro. Poi in questi mesi purtroppo causa Covid e anche tante altre cose è venuto a mancare anche il lavoro. Vi dico, questa casa mi ha occupato talmente tanto tempo che Luciano ne è testimone, ho dovuto rifiutare tipo l'unico lavoro che mi era arrivato nonostante avessi bisogno di soldi, ma ci tenevo di più a portare avanti questo progetto, ecco, perché era veramente è stato veramente un qualcosa che mi ha prosciugato proprio l'anima, il cervello, il cuore, ma va bene così. Sono anche eccitatissima e felicissima perché abbiamo fatto anche tantissime cose insieme, piccoli lavoretti in casa, e dobbiamo ancora finirli anche proprio noi,
ed è stato qualcosa di super stancante ma anche bello, perché hai la soddisfazione, tipo abbiamo messo la carta... Abbiamo prima demolito, è verissimo, perché noi siamo partiti col demolire alcune parti della casa. L'ingegnere ci aveva suggerito... l'emozione delle cose. Ci aveva suggerito di rimuovere alcune cose in casa per appunto già andare a smaltire qualche spesa. Abbiamo regalato. Qualcosa, in che senso qualcosa abbiamo regalato? Le porte. Sì, molte cose che abbiamo smontato nella casa vecchia, diciamo così. È stato difficile anche quello. È stato difficile regalare, volevamo venderlo per racimolare qualcosina, ma è stato già difficile regalare tipo le porte vecchie, lampadari vecchi, cose così. Quindi, però abbiamo demolito un sacco di cose e diciamo abbiamo smaltito all'incirca 1.500 euro di spesa che ci avrebbero chiesto nel demolire tantissime cose, quindi ci siamo improvvisati muratori pur di risparmiare qualcosina. Il progetto stesso? Il progetto praticamente l'ho disegnata io la casa, cioè l'architetto e l'ingegnere, perché avevamo la congiunzione di questi due tecnici. L'ingegnere si era portato con sé, insomma, l'architetto. Noi non abbiamo chiamato un architetto, precisiamo questo. Diciamo, nel prezzo che ci ha fatto l'ingegnere ha incluso anche l'assistenza di un architetto che ci ha dato dei suggerimenti, ci ha proposto un progetto, ma a noi non è andato bene. Io sono alquanto precisina su cioè io se ho una visione, no, voglio che quella visione diventi realtà. Quindi se non so come spiegarvelo, quando tu hai una cosa in mente non riesci a spiegarla a qualcun altro, però sai che è quella ed è quella. Quindi se ti propongono altre cose che sono vicine a quella cosa ma comunque diverse, finisce per non piacerti. E purtroppo alla fine la casa me la sono disegnata io. E poi tutte le forniture, tutti gli acquisti. Esatto, poi ci siamo occupati di tutti gli acquisti delle forniture, che normalmente è una cosa che fa la ditta, ovviamente a un prezzo maggiorato, però comprando noi stessi le forniture. Per forniture si intendono tutte quelle, come posso spiegarlo? Beh, noi l'abbiamo imparato col tempo, tutti i materiali materiali che servono a collaudare, diciamo, la ristrutturazione. Tipo, faccio gli esempi, tipo lavandini, rubinetti, sanitari, pavimenti, rivestimenti, infissi, ma anche le piccole cose, tipo i tubi che vanno dietro al bidet, piuttosto che le pilette di scarico, tutte queste cose qui infinite. Se volete, appunto, ripeto, possiamo fare che dovevano comprare loro. Vabbè, lasciamo tutta una serie appunto di cose che possiamo approfondire magari, se volete, nei prossimi video, perché questa cosa mi ha appassionato tantissimo. Insomma, tutte queste forniture le abbiamo comprate noi, quindi immaginate io mentre progettavo, disegnavo la casa e mentre noi facevamo dei piccoli lavori, ho dovuto poi confrontarmi con tutti i rivenditori e stare lì a fare infinite chiamate, email, eccetera, cioè fare proprio il lavoro dell'interior designer più quello dell'assistente più quello di non so più quello del contabile, ecco. Cioè è stata una cosa molto impegnativa, mi ha veramente preso tanto, però sono felice. Quindi abbiamo comprato le forniture, abbiamo fatto questi piccoli lavoretti di demolizione e qualche giorno fa abbiamo anche messo la carta da parati. Non stiamo parlando della tappezzeria, che è una cosa, diciamo, simile alla carta, è sempre una carta da parati, però un po' più pesantina, più importante e costa anche tantissimo di più. Ecco, magari poi possiamo darvi dei consigli su dove andare a risparmiare. Fatemelo sapere nei commenti, perché ragazzi io sono gasatissima su questo argomento, quindi posso fare video cioè proprio all'infinito. E quindi abbiamo imparato, cioè ci abbiamo provato in realtà, perché non l'abbiamo mai messo questa carta da parati, mai messa in vita nostra, e abbiamo fatto ben 2 pareti che ci ha preso all'incirca 22 ore di lavoro distribuite su 2 giorni. Quindi, oddio, ho sputato il mondo, però va bene. Insomma, abbiamo messa, è venuta bene, non benissima come se fosse messa da un professionista, però ce la siamo molto bella, sì. Ce la siamo cavata benissimo, anche perché la carta da parati è molto bella
e quindi insomma se volete anche consigli su questo, dove acquistare, cosa fare, com'è, vi posso dire tutto nei prossimi video. Cos'altro? Adesso saliranno i miei, che papà ci verrà a dare una mano, perché non so adesso da quale parte d'Italia mi state seguendo, però al sud in genere non è sempre così, diciamo che i papà di famiglia si arrangiano, non riescono a pitturare, intonacare casa, pitturare, che ne so, fare dei piccoli lavoretti, per cui papà, essendo abituato, ha detto mi regala, perché oggi è il mio compleanno ma anche perché abbiamo preso casa, mi regala il terrazzo, per cui nel progetto finale con la ditta purtroppo è rimasto fuori il terrazzo, che è messo un po' male, ma ci sarebbe voluto tanti altri soldini che innanzitutto erano finiti, appunto sono finiti, ecco, e poi appunto noi abbiamo questa parte di terrazzo con la facciata condominiale, quindi forse andrebbe pagata questa facciata insieme a tutto il condominio. In realtà per aspettare il condominio magari ci potrebbero volere anni, e invece noi vogliamo qualcosa di carino già adesso, perché vogliamo sentirci a casa anche sul terrazzo e poterlo esplorare e sfruttare, soprattutto magari ci faccio dei video strafighi insieme a voi, per cui papà ha detto che mi regala il terrazzo e lo facciamo tutti assieme, ovviamente ci vedo già tra qualche giorno. Se vi interessa questo argomento comunque fatemelo sapere sempre nei commenti, che magari faccio qualche ripresa, riprendo un pochino la situazione e vi mostro di cosa stiamo parlando, perché adesso mi vedete tutta così, ma cioè ragazzi, sono 5 mesi che io sembro veramente uno spauracchio, sembro un fantasma in casa, tutta sempre struccata, sempre coi mal di testa, sempre oddio. Siamo riusciti anche a comprare gli occhiali, così non mi sembra lenti a contatto. Sì, infatti oggi indosso le lenti a contatto dopo circa 5 mesi, ma finalmente ho comprato gli occhiali. Tra l'altro ve li faccio vedere, sono stupendi secondo me. Ho già le lenti a contatto, quindi non so cosa vedrò, però vi prego. Li volevo molto anni 50 e mi piacciono tantissimo. Sono riuscita a trovare il tempo, perché vi giuro anche per quello ho dovuto trovare il tempo, per riuscire ad avere un cacchio di paio di occhiali che potevo, insomma, con cui potevo vedere perché altrimenti anche là è stato mettere lenti a contatto tutti i giorni quando si lavora così tanto, è troppo stressante. Io per il momento secondo me ho esaurito gli argomenti, anche perché diventerebbe troppo lungo. Secondo me è meglio fare in sezioni se loro sono interessati, ad episodi, diciamo così. E niente, siamo felicissimi, non vedo l'ora di farvi vedere la nuova casetta, anzi magari sicuramente durante tutto questo video vi avrò messo già qualche anteprima di filmati che ho già fatto alla casa, ma ve la farò vedere meglio pian piano che insomma sarà finita, quindi magari seguiteci in questo lunghissimo percorso senza fine, ma speriamo che arriviamo a vedere la luce alla fine del tunnel. E niente non si dice, a te non piace. Siamo felicissimi. Ancora una volta, questo è il motivo per cui sono sparita. Molti di voi hanno ipotizzato anche che fosse incinta. No raga, è tutta ciccia questa. Lo so che è così, però è tutta ciccia. Purtroppo io quando sono sotto stress ingrasso, lui dimagrisce, io ingrasso. Trasferiamo questi chili per favore, così sono a posto anche io. Ma comunque al di là di questo, dicevo, non vedo l'ora di far vedere altri ulteriori particolari, come verrà la cucina, raga. La cucina, non potete capire. E al momento vi lasciamo. Se volete supportarci per questo. No, vabbè. Questa è una bellissima idea, magari in futuro, non lo so. No, in realtà se volete supportarci basta pochissimo, cliccate sulle pubblicità che vi si presentano davanti durante questo video e cioè anche 5 centesimi vi giuro che in questo momento della nostra vita fanno la differenza. Quindi, ma comunque in ogni caso vi ringrazio a prescindere anche solo per guardare questo video e ci vediamo alla prossima. Sono eccitata di mettere questo video, non vedo l'ora. Ciao. Ciao.